Siamo nella cucina dell'Osteria al Cortivo. Oh ragazzi, guardate qua che personaggi che abbiamo, ho detto Pierluigi, maestro chef di grandi tradizioni, e l'Enrica che nonostante faccia l'architetto e l'amorosa del titolare Gioacchino, insomma, che sopportiamo sta cosa, via dai. Cosa ci fai stasera per gli ospiti della trasmissione televisiva l'Italia del Gusto? Allora Giorgio, noi cominceremo con un antipasto di sorpresa di casa. Che ce l'ha dato la macelleria La Carne di Vazzola, no? Eccola, okay. E del salame con una polenta dei ragazzi del Mais Piadera. E lei Sulà mi pare, vero? Che si sta cuocendo, qui ci vorrà un'oretta chiaramente, certo. come di consueto. Polenta meravigliosa, gialla. Sarà molto morbida, occhio. È molto morbida e molto molto buona, ecco via. Poi continueremo con la famosa comunque un'antica ricetta che è la fortaia rognosa, o detta anche fortaia della rogna. Perché? Perché è una fortaia che in italiano si dice ruvida perché? Perché si presenta proprio ruvigosa ed è fatta con cipolla soppressa di casa, sempre, bella morbida, dove la cipolla non deve prendere colore ma deve insaporirsi con la soppressa. Deve amalgamarsi e poi vengono messe chiaramente le uova, deve rimanere comunque morbida, poi vuoi tagliarla a spicchi, vuoi servirla così con la polenta brustolita o con la polenta fresca che noi abbiamo qua, ottima, o quello che è. Sì, e questo sarà, diciamo, il nostro fortaia rognosa. Fortaia rognosa, esattamente. Rognosa quanto come femmine bei, come l'Enrica. Che comunque è Gennarogna. Sì, è Gennarogna comunque. Ok, vai. E poi continueremo con delle tagliatelle con un ragù d'anatra, fatto normalmente come è uno dei vostri cavalli di battaglia. È un cavallo di battaglia, ma è un cavallo di battaglia delle nonne, come è anche appunto la fortaia. Il ragù è fatto proprio con i canoni che deve essere fatto, quindi lunghe cotture, tante verdure all'interno, l'anatra è disossata da noi, viene macinata da noi chiaramente, insaporita e portata, proprio sto ragù deve pippare, deve sentirsi il profumo delle verdure, deve sentirsi il profumo delle erbe, la salvia, il rosmarino, l'aglio, le 2 foglioline d'alloro che ci vogliono, niente pomodoro, e quindi poi amalgamarsi con la pasta ruvida, con un po' di burro, del formaggio grana per servirla e via, e il buon appetito poi a tutti. L'ultima battuta, come sta imparando l'Enrica? Bene? Sì. L'Enrica sta crescendo bene. Bene, perfetto. È un'ottima discepola. Grazie, dopo ci sentiamo fuori allora con i piatti. Assolutamente. Grazie. Buona serata. Grazie. Siamo all'Osteria al Cortivo Borgo Malamotte, borgo storico di Tezze di Piave, borgo europeo del gusto. Mario e Martina, abbiamo conosciuto il loro Mais Piadera alla riunione a Giovana del Friuli sui mais antichi. Mario, 2 parole su cos'è questo antico mais? Questo è un mais tradizionale che noi abbiamo trovato nella zona di Piadera, sopra le grotte del Caglieron. Siamo a Fregona, nel comune di Fregona, alle Medici del Consiglio, e grazie a un agricoltore custode, un signore che ha continuato a coltivare la semente presa dai nonni e a sua volta arrivata dagli avi. Stiamo facendo questo lavoro di recupero perché è molto importante per non perdere il seme e soprattutto perché è un prodotto molto buono che ci sta dando molte soddisfazioni, piace alla gente. Noi lo coltiviamo in modo naturale, ecosostenibile. Sì, senza uso di erbicidi e in modo proprio ecosostenibile. Sì. Martina, siccome so che ti fa lavorare, ti ha schiavizzato su questa cosa, ho fatto la battuta l'altra volta quando eravamo su a Gemona. Come viene fuori sta polenta gialla? Com'è sta polenta che dopo assaggeremo perché i ragazzi della cucina la stanno preparando? È molto morbida, molto dolce e saporita, diciamo,
Ma ha una personalità, sì, voglio dire, non è come quelle... Sì, non è troppo collosa o troppo... Sì, è molto buona, anche ha una bella consistenza. Comunque, parlando degli erbicidi, sono io quella che ha dovuto fare... Tagliare proprio. Avevo fatto io il disegno manuale, Certo. perché non abbiamo usato prodotti, quindi tutto a mano. Naturale, diciamo. Tutto naturale. Sti ragazzi qua per sono, oltre a spiegare anche un'altra cosa. Sì. Vogliamo ricordare velocemente. Sì, questa esperienza nasce da un'esperienza che è già ben collaudata, che è il recupero delle piante antiche, sempre nella zona lì di Fregona. Gruppo Densiloc, Sì, si chiama il gruppo il Densiloc, che si occupa di questo. Abbiamo sulle 150 varietà di frutti praticamente, tra mele e pere, ognuna diversa dall'altra. Ha riscosso grande successo, abbiamo diffuso un sacco di piante nel territorio e salvaguardato la biodiversità. E niente, il tutto siamo anche seguiti dall'associazione Upload, che è nata da poco, che mi sta dando una mano con il mais e soprattutto anche con la semente, perché bene, noi giornalisti faremo gli ecocompatibili cercando di preservare una razza di questi due bei personaggi. Al prossimo appuntamento. salve. Siamo sempre qua all'Osteria Il Cortivo a Borgo Malanotte, che è un po' il tempio della cultura popolare veneta, diciamo così. Macelleria La Carne, questi ragazzi che stiamo cercando di provocare, di rompere le scatole per farci... Giovanni, chi siete intanto? Siamo, Piazza Vazzola. siamo due cugini che 3 anni fa abbiamo deciso di mettersi in proprio, quindi un'attività nostra. Entrambi abbiamo lavorato diversi anni in diverse macellerie e quindi Dopo della sciagura ha deciso che volete rischiare. Dopo anni di esperienza, si era capito. Infatti siete un po' stagionati anche voi, insomma, voglio dire. sì. Vabbè, ma lo dico io. Nel DNA l'abbiamo. Nel DNA c'è dentro. Allora, questa sera soprattutto assaggeremo la soppressa. Sì. Ci spieghi un po' questo piatto che è qua. Allora, soppressa. Abbiamo diversi prodotti, di cui la soppressa e il salame, che comunque ce li fa un artigiano, un nostro amico, un orcino, e con una ricetta nostra comunque. Poi il cotechino. Le prescrizioni sono vostre e lui Sì, esatto. realizza. Mentre il cotechino, in questo caso la lingua salmistrata, sono prodotti che proprio produciamo noi da zero. In più questi sono già cotti e vengono imbustati in apposite buste che poi serve per riscaldare direttamente. Diciamo che in 10 minuti, in un quarto d'ora hai un prodotto pronto, cotto in tavola. Quindi sono preparati così perché sono preparati. Esatto. Questo va incontro alle nostre donne in carriera, diciamo, che non hanno più il tempo Esatto, perché una volta. sono dei prodotti, anche il cotechino e la lingua, un po' diciamo della nostra tradizione, però che hanno bisogno di cotture un po' lunghe, dunque C'è bisogno. esatto, con questo sistema. Il salame alla sola si usa con l'aglio o senza aglio? Ma noi riscontriamo che tanti lo vogliono con l'aglio, tanti senza, dunque abbiamo una vendita diciamo a un 50-50, forse un po' di più senza aglio, qualcosa di più, però Sì, perché fosse più particolare. sì. Giovanni, la clientela? mista, dai ragazzi all'anziana, alla mamma, di tutto. Benissimo, noi allora abbiamo proposto alla macelleria risparmiera Carne in Piazza Vazzola di fare un percorso per far conoscere le carni e i tipi di cotture grazie alla nostra trasmissione televisiva. Grazie a voi, al prossimo appuntamento. Kimmer di Tezze di Piave, abbiamo già fatto un primo servizio informativo in azienda, adesso siamo nel posto giusto per mangiare le carni e cucinarle bene, all'Osteria Il Cortivo di Borgo Malanotte. Abbiamo 3 minuti per raccontare la bellezza di questo barbecue. Allora, questo è uno della serie dei barbecue, ho portato questo così si può vedere la cottura con la griglia o con la piastra. Gli apparecchi sono tutti in acciaio inox, compreso i bruciatori, quindi la durata è notevole. Certo. E sono molto facili da pulire, eventualmente perché il tutto si smonta. Certo. Questo
i bruciatori scaldano i tevoli, si può appoggiare la griglia, qui c'è la vaschetta che raccoglie su. Che raccoglie, certo. Mentre questa è la piastra, semplice, in acciaio, liscia, non è piastra che ha problemi per la pulizia, si può lavorare tranquillamente, spessore 8 mm, mentre qui il grasso che esce dalla cottura si mette qua. La particolarità di questi apparecchi è che con pochissimo si può modificare anche il tipo di cottura. Sì, appunto è questo che mi ha colpito, no? Quando sono venuto a caccia della Kimmer, no? È uno degli elementi che mi ha stupefatto e meravigliato. La versatilità, diciamo, no? Sì, questa è una che eventualmente per la carne un po' più grassa raccoglie i sughi, e la piastra è la stessa cosa. Adesso sta andando di moda la piastra in pietra ollare, quindi con lo stesso apparecchio togli, diciamo così, la piastra in metallo che pesa 15 kg e possiamo montare questa è la piastra in ollare. Ecco, che cosa secondo te, da un punto di vista anche di salute, la cottura con la pietra ollare? Così diamo anche un'indicazione. La pietra ollare è consigliata. Beh, bisogna dire innanzitutto che sulla piastra si fa della carne. Certo. Siamo qui questa sera, le verdure. Certo. Questa è la parte. Certo. Si può fare il pesce, si può fare. La pietra ollare dà una cottura molto dolce, perché anche il funzionamento del grill bisogna accendere, scaldare piano piano e poi lasciare raffreddare la piastra con calma, perché essendo una pietra naturale può anche segnare, loro dicono che non preclude il risultato. La pietra ollare, questo qua, è una cottura senza grassi, quindi si può approfittare per cucinare e così una cottura più dietetica. Noi con Kimmer faremo 8 appuntamenti in 8 locali e cantine diverse per assaggiare carni e pesce in maniera diversa. Al prossimo appuntamento. Siamo riusciti per La rete di borghi europei del gusto sta scoprendo il territorio del comune di Vezzola. Siamo a Tezze, in un posto che ci hanno magnificato tutti quanti perché è molto bello, i sapori del grano. Nadia, ci dica come nasce questa esperienza. Beh, questo qua è il mio paese, comunque sono nata quasi qua e quindi questo è il mio paese e sono anche orgogliosa comunque. Certo. Il mio sogno comunque è sempre stato quello di avere un'attività mia e quindi è sboccata questa occasione, l'ho colta al volo e da un anno, da gennaio che sono qua e insomma vendo prodotti, ho un panificio che comunque ho un panificio che mi provvede di ottimo pane, tutti i prodotti da forno e poi ho un po' di gastronomia. Adesso vediamo le specializzazioni. Dai, allora, beh, in quanto a pane, tutti i tipi di pane possibili immaginabili, ogni giorno, soia, camut, cereali, olive, di tutto. Dopo c'è questo angolino poi c'è l'angolino che adesso comunque è sfornito perché ho venduto tutto, ovviamente fortunatamente ho venduto tutto. Ho diversi tipi di brioche. No, aspetta, fermiamoci qua. Allora, qua abbiamo tutti quanti i pasticci, diciamo così, tutti i pasticci e le crespelle artigianali da un pastificio di Gaierine che Gianna la Pastaia, ottimo pastificio, ottimo prodotto naturale senza conservanti che è la cosa migliore, insomma, a breve scadenza ovviamente, e è un buon prodotto effettivamente. Poi abbiamo l'angolo delle paste di Sgambaro, non oppure il pastificio Zolli, insomma, per capirsi, che sono buone. Poi abbiamo anche l'angolo del pastificio Jolly Sgambaro, va bene, che è pasta chilometri zero. Pasta chilometri zero e soprattutto una gloria locale trevigiana, certo, della zona di Castelfranco, praticamente Castello di Godego, mi pare di ricordare. Esatto. Ma qua abbiamo anche i dolci. Semifreddi. E del santo, I semifreddi. Del santo io ho le paste del santo, anche quelle mi arrivano. Vede che l'abbiamo già intervistato nel nostro programma. Ottimo prodotto di quello. Un ottimo prodotto, sì, veramente. E dopo qua è un fiorire di cose, siamo sotto Natale, guardate, c'è solo da impazzire qua. Questi sono i panettoni alle noci marron glacé, alle albicocche candite al cioccolato,
poi c'è anche il dolce di Natale che al momento non ce l'ho, poi ho il pandoro classico normale, questo è tutto da Un altro angolo delle meraviglie qua, Nadia, cosa c'è di buono? Qua c'è di buono, panettoni artigianali, sempre nel mio panificio, naturali 100%, panettoni con noci e marron glacé, albicocchi canditi di cioccolato, poi c'è il pandoro e tante altre cose che sono in produzione, fresche quasi tutti i giorni. Tutti i giorni? Sì. Avete consegna praticamente quotidiana? Sì, quotidiana, esattamente. Bene, adesso passiamo invece al mondo delle fiabe, ai cesti e le altre cose. Non potevano mancare i dolci, ovviamente. No? Ci abbiamo l'angolo del cioccolato. L'angolo del cioccolato, produzione artigianale anche questa. Eh sì, Santa Lucia di Piave, non Santa quello che Lucia veniamo in di Piave, marchi, dai Gardenal, lo conoscono tutti. Certo. Quindi dai Babbi Natale, ai pinetti, alle capanne, alle comete, un po' di tutto insomma, Certo. tutto artigianale. E dopo qua cosa abbiamo? E C'è le qua ceste? ci sono le ceste di vari gusti, con cestini personalizzati. A prezzi buoni, Venire e provare per credere. E con prezzi buoni, Con prezzi buoni, effettivamente. sì, l'ho visto, sì, proprio. Esattamente. Ma quanto conta la fantasia della Nadia in tutto questo? Parecchio, sì. Ci vuole impegno, un po' di fantasia, un po' di tutto, insomma. Così. E passione soprattutto Allora, anche. diciamo di nuovo i sapori del grano, via? Via Duca d'Aosta 39, Tese di Piave, Treviso. È la strada principale di Tezze, insomma, dai, via. Sì, più o meno, dai, È la mettiamola via così, principale, sì. la via principale di Tezze. Voi sapete, cari telespettatori, che noi facciamo vedere le cogne, però dopo dovete venire a visitarle direttamente per vedere se raccontiamo bugie o meno, va bene? E al mattino trovate anche le brioche fresche. Che purtroppo siamo di pomeriggio. Che purtroppo non trovate. Oggi Vabbè, ma avremo modo di riprendere una mattina. da provare. Grazie a voi, al prossimo appuntamento. La rete di borghi europei del gusto è arrivata in quel di San Vendemiano, complice un assaggio di pane avvenuto all'Osteria Il Cortivo a Borgo Malanotte, lo storico Borgo Malanotte di Tezze di Piave. E cos'è sto pane? Di chi è? Di chi non è? Insomma, siamo arrivati al panificio Master, che è il colpevole di quel buon pane che abbiamo assaggiato. Vi presentiamo anzitutto Marino e Stefania, che sono i due dei ex macchina, diciamo così, no, del panificio. Marino, un po' di tua storia in questo settore, quando nasce il panificio, insomma, la tua storia in questo settore. Allora, questo panificio nasce nel 1946 e veniamo dalla zona del Ponte di Piave, siamo venuti qua. Il Pitergino, Sì, esatto. Sinistra Piave, sì. Sì, esatto. Siamo venuti qua e abbiamo iniziato col pane, panificare per alimenti, per industrie e per un periodo, dopodiché abbiamo scelto la qualità e abbiamo messo con la quantità e siamo... Vabbè, questa è una storia che si è evoluta proprio. Sì, abbiamo proseguito per la qualità. Stefania, quanti tipi di pane fate, la filosofia produttiva e cosa fate? I tipi di pane sono parecchi e non sono ricordati in un unico impasto. È una carta del pane vera e propria. Esatto, ogni tipo di pane ha il suo impasto, ha la sua storia, la sua farina, La scelta delle farine, il suo procedimento, i suoi ingredienti e ne facciamo circa 60 tipi più o meno. Alternati nel corso della settimana, secondo me. Sì, sempre, ma poi sabato, mercoledì, giorno di mercato, integriamo con qualcosa di nuovo. E c'è l'esplosione proprio. Beh, ogni tanto abbiamo la novità, tanto per cambiare. E la nostra filosofia, visto che in giro c'è di tutto e di più, abbiamo preferito... Veramente c'è di tutto e di meno. Sì, forse di tutto e di meno. Allora abbiamo scelto di non restare nella massa e di distinguerci con la qualità
Primo ingrediente, amore per il proprio lavoro. Questo è l'ingrediente fondamentale. Per il resto tutti ingredienti di prima qualità. Questo è... E voi siete molto forti anche nei dolci, tanto è vero che avete il figlio che oggi non intervistiamo, ma lo beccheremo prima o dopo. E si sta sorridendo sotto i baffi, fuori sta il figlio, così, che per la pasticceria e la cioccolatteria sta seguendo tutto un percorso professionale su. Sui dolci, la filosofia qual è? Noi abbiamo scelto i grandi invitati in maniera tradizionale, ingredienti naturali, senza aggiunti di chimici, tutto. Questa è stata una scelta proprio Pasdaran, diciamo, proprio nel senso buono del termine. Forse anche un suo pallino. Lui per chi è di tua madre. E quando tutti quanti dicevano no, che era perdi il tempo, non pure di scatole. Il suo amore, lui non ci rinuncia, se è stata una scelta. Sì, quindi niente monogliceridi, niente conservanti. È tutto quello che viene come filosofia del buon mangiare, del buon cibo. Esatto, quindi... Questi signori qua, noi li abbiamo scelti dopo averli degustati, li abbiamo conosciuti dopo averli degustati e abbiamo chiesto a Stefania e a Marino di darci una mano, di diventare partner di informazione di questo grande progetto europeo che si chiama Illumini l'industria del pane. In poche parole, prenderemo il mais antico e il mais di qualità, il frumento di qualità. Chiederemo al pastificio master di interpretare questi frumenti, questi grani, diciamo così, con i loro prodotti. Presenteremo questi prodotti in degustazioni, in momenti di incontro con giornalisti, facendo ben 10 trasmissioni, ben 10 stage con Sky la Nuova Italia, va bene? Proprio perché vogliamo dare una mano al diffondersi di una cultura alimentare in questo settore secondo i principi che hanno aggiunto loro, quindi non aggiungo niente a quanto hanno già detto. Ecco, io vi ringrazio perché noi abbiamo bisogno, non è pubblicità questa non è pubblicità. Fare partner di informazione significa un po' di impegno, insomma, perché alla fine come ne avessero già pochi, così. Però no, ma l'importante è che... Certo, anche la soddisfazione di aver conosciuto il capolavoro credo, no, che sia importante. Cioè io non sono andato in un altro panificio. Ma anche che la gente, l'unico panificio con cui costruiremo siete voi. Questo va spiegato, sarete l'unico panificio con cui costruiamo questo percorso. Io non sono un pubblicitario che fa raccolta di biglietti da visita di panifici per essere chiari. Ci tengo anche un motivo d'orgoglio anche personale. Bene, noi avremo altre 9 occasioni quindi per parlare del panificio master, questa è soltanto la prima presentazione, quello che sta ridendo sotto i baffi lo beccheremo, prima o dopo, lo ribadisco perché lo voglio sotto i ferri del mestiere, no, scherzo, quando c'è l'orrore di fare cioccolatteria in pasticceria. Ci metteremo la forza. Ma sì, dai, ci mettiamo insieme, non è un problema, anche perché vedi che è una cosa assolutamente familiare. Grazie e a Grazie a voi.